Regalo per la Befana di Guglielmo Triolo. Era tutto l'anno che ci pensava, ma c'era sempre qualche cosa che unia e all'ultimo finiva sempre male. Una volta me lo scordavo, una volta mi mancavano soldi, insomma, per accorzare la cosa, nell'occasione importante il mio comportamento veniva sempre criticato. A Pasqua aveva pensato a accattarci a mia moglie un profumo buono, senza tagliare a spese. Spenderci tanti dei soldi che aveva essere il meglio che c'era in circolazione. Aveva essere un profumo così forte che quando camminava all'estate e a senso me, tutti l'avevano a tagliare. Lo profumo, quando si alla messa alla Magici, dalla strada Mascia, salì a sentire fino a San Francisco e parte dello Carmeno. E quando si trovava a mare dalla spiaggia della Selenunte, le bagnanti della Ticina e dei Tre Fontani, ci aveva mancato il respiro. Tutti avevano essere forti, tanto aveva essere forte la paparata. Sa cosa un po' ti succede? Non ci fu perso accattare. Mi mesi oggi, domani ci vai, passano le feste, lo profumo, mi si accattava. Me ne adunavo subito il giorno di Pasqua, che c'era qualche cosa che un quadrava. Tale anno aveva una funcia lunga di metri, di qua da in faccia, era mutandera, e non diceva né schia né passecca. La giornata passava così senza dire niente. La cosa mi parse un'anticchia strana, dentro di mia mi paria presagio di malo tempo, come quando tale anno un cielo si vede lo temporale, ma le giornate si sentono di lontano. Finalmente aggiornò la Pasquetta. Aveva accattato tutte cose per ruste e fare festa, ma la cosa io diversamente. A punta di orno, la fungia del giorno di prima si trasformava. Taliandola aveva diventato sciacanciata di colore, l'occhio l'aveva sperdata, le capelli tisi, e quando mi ci avvicinava mi sentia tutto agitato e scantato porto. Tra le mie pensava, può vedere che mi dona una piccola legnati e la Pasquetta me la fa passare il bello cavolo? Ma stavolta fu più clemente. Forse ci parse vero pietoso o era confessata di frisco, e con 4 parole d'affetto dette a modo so, me la vette la lascia, ha cominciato ammentuando alla fortuna che abbia a incontrarmi. Poi mi legge la vita vantandomi di tutte le espertizie che aveva avuto, che a senso di idea l'aveva pigliato della mia discendenza partanisa. Alla fine, quando s'aveva sfoato e si sentiva alleggeruta, mi disse che lo passare l'acqua me l'aveva fare solo, e per premio mi dissi che aveva stare da un mese né mi cucia e manco me lavava le piatta. La cosa lava è buona, le promesse le dici e le fa. Lo bello è che non si scorda manco una virgola, non se ne scorda niente. Stavolta, se mi trovavo in disaccordo, mi fece fare un mese di cuocere e lavare piatta. Alla fine della mesata talmente mi venivano buone la pasta con l'olio e l'uova fritte che lo cuoco dello Parco Lepini si poteva considerare alle prime armi. Lo stesso inverno si ripetì da luglio quando fece l'anno. Come fece a scordare mio? Ancora non mi posso persuadere. Mi niscevo di mente, non ci pensavo. Stavolta la cosa canciava, si presentava con una diversa modalità. Le parolazze me ne disse picca, ma in compenso mi fece scurare una settimana fuori dallo giardino assettato alla seggiola di plastica. Per Natale e Capodanno me la fece peggio e peggio. Lo scorduso mi aveva pigliato, la mente era un fere, e tutte cose pensava, ma a farci un regalo me lo scordava veramente. Con l'unfuscamento da accattare il regalo a tutti, come ci pensava di fare cenno qualcuno pure io? La mia fortuna fu che nevicava, e a così ci potete dire che aveva nasce la sera di prima e con la neve un po' di essere. Dopo tutte queste cose che capitavano, stavolta feci cose di esperto. Me lo scrisse in un calendario nuovo che mi dette Giovanni Sala, lo macellaio dello Camargo, quando ci va a cattare la salsiccia. Lo giorno di prima della Befana ne scive di proposito, ma via a fare perdonare tutte le mancanze che aveva fatto. Ci pigliava un mazzo di una centina di rose giuste che mi gustarono l'occhio della testa. Dallo biglietto ci scrisse per la Befana con tanto amore, dicendoci a giurato di portare Millo per la festa verso mezz'ora. Stavolta tutto era fatto alla perfezione, quasi manco ci venia di come aveva riuscito la cosa. Verso l'una, quando
a senso me la pasta era calata e tutti aspettavano a mia per festeggiare. Con un guantello a mano mi presentava alla casa. Alla trasuta, quando rapiva la porta, tutto mi potevo immaginare. Come quando al tempo dei Re Magi in cielo a tutta velocità passava la stiglia. A così successe a mia. Fu un attimo. Lo mazzo delle rose mi arrivava con una tale velocità che la faccia me la spinavo tutta e prima che capiva le cose come stavano venendo sentivo una voce più forte che mi diceva: stavolta va curcata in campagna che la Befana ciuri un nipote.